Gli sforzi della Guardia di Finanza di Venezia nel contrasto al lavoro sommerso e all'utilizzo di manodopera in nero o irregolare stanno portando risultati significativi. Dall'inizio dell'anno i finanzieri hanno condotto attività ispettive mirate su diverse centinaia di attività economiche e commerciali nell'intero territorio provinciale, sia in risposta a specifici alert di rischio che durante i normali servizi di controllo economico del territorio. Il centro storico veneziano e Mestre sono stati oggetto di particolare attenzione con l'individuazione di 87 lavoratori assunti completamente in nero o in modo irregolare, tra questi anche persone che percepiscono il reddito di cittadinanza o l'indennità di disoccupazione. Di conseguenza, 44 datori di lavoro sono stati verbalizzati e 13 di essi sono stati segnalati all'Ispettorato Territoriale del Lavoro con la proposta di sospendere l'attività per non aver rispettato la normativa sul rapporto di lavoro. Alcuni casi specifici hanno portato alla luce attività completamente abusive nei confronti delle quali sono state aperte indagini per verificarne gli aspetti tributari. In provincia sono stati individuati altri casi di lavoro sommerso, irregolare o completamente in nero, come nel Miranese, a Jesolo, a Portogruaro, San Donà di Piave e a Caorle. Più della metà dei lavoratori coinvolti sono italiani e comunitari, una parte proveniente dai paesi extracomunitari. I settori economici maggiormente coinvolti sono quelli della ristorazione, dell'alloggio, del commercio al minuto e del turismo. La lotta contro il lavoro sommerso e l'utilizzo di manodopera irregolare è una priorità per la Guardia di Finanza, al fine di proteggere l'economia legale e garantire una leale concorrenza.